Grande festa ieri al Pallamoncada di Porto Empedocle per la partita contro lo Scafati che ha visto la vittoria della squadra guidata dal coach Davis Cagnardi per un punteggio di 77-67. Per tutta la partita si è vista la netta superiorità della squadra agrigentina che è stata sempre in testa guidando il gioco. Un po' di paura è arrivata solo al terzo quarto dove il punteggio ha visto la squadra dello Scafati vicino alla Fortitudo sotto per un solo punto 56-55. Il primo quarto si è chiuso con un punteggio da 23-15, mentre il secondo periodo di gioco si chiude in testa alla Fortitudo con 43-32. Il migliore per Agrigento è Christian James con 22 punti, in partita avvio prepotente per la Fortitudo Agrigento, apre i canestri con Tom Mesley, la partenza dei muscoli, tattica e velocità per i biancazzurri, De Nicolao disegna, James ed Aisley realizzano. Il primo periodo di gioco si chiude a favore degli uomini del coach Cagnardi, Agrigento resta al comando, un impatto da grande per Samu Moretti, il giocatore subentrato a Chiarestella fa valere muscoli e centimetri. La Fortitudo Agrigento si affida quindi a un James in grandissima forma, l'americano fa valere la sua forza e torna al canestro, i biancazzurri chiudono il secondo periodo di gioco avanti da 43-32. Scafati al rientro degli spogliatoi però cambia volto, gli ospiti con Folle e Fraser dimezzano il margine e si portano a meno 4 da Agrigento. De Nicolao serve Rotondo che non sbaglia, canestro 47-41, Scafati torna ai punti e lo fa con Crow, Cagnardi si chiama sul parquet Simone Pepe, Scafati la ribalta e si porta a momentaneo più 2, Rossato realizza una tripla, Pepe fallisce un fallo, dalla lunetta fa 2+2, fallo subito da Rotondo dalla lunetta, 1 su 2, un 50-51, Agrigento gioca di squadra, Chiarastella cattura un rimbalzo fondamentale, serve Pepe che lancia James, canestro, vantaggio biancazzurro, James fa impazzire il Pallamoncada, assist di Rotondo e schiacciata, più Agrigento, si chiude il terzo periodo di gioco, l'ultimo quarto si apre con il cambio di Pepe per Ambrosin, Putre inchioda lo Scafati, torna in avanti, De Nicolao ferma il contrappasso ed è vantaggio per l'Agrigento, la partita è apertissima, ma Nato realizza il momentaneo 59-59, Scafati torna al comando realizzando il momentaneo più 1, De Nicolao porta con sé la Fortitudo Agrigento a 67-64. Aisley subisce un fallo dalla lunetta e 1 su 2. La Fortitudo Agrigento alza il muro in difesa, gioca di intelligenza e vince così la partita, portando a casa 2 su 2 le partite vinte al Pallamoncada. Questo è il commento del Davis Cagnardi al termine della partita. Sono molto soddisfatto, arrivavamo da una sconfitta a Biella che ci è servita, volevamo tornare a vincere, per noi linfa vitale. Sono molto contento di questa partita, faccio i complimenti ai miei giocatori e al mio staff. In settimana abbiamo lavorato tantissimo, è stata una partita davvero dura, vincere è stato fondamentale per noi. Faccio i complimenti al pubblico del Pallamoncada che è stato fantastico.